E allora, eccoci rientrati in studio, parliamo di questo futuro, nascituro, governo Lega 5 Stelle, alla guida Giuseppe Conte, questo premier che molti hanno detto, ma chi lo conosce? Alla fine, no? Tante critiche durante la settimana, eccolo qua, lo vediamo nelle immagini, quando riceve l'incarico, accettato con riserva, ieri incontro con i vari partiti e ora il confronto si è spostato sui nomi dei ministeri, sui nomi dei ministri quindi, di cui si sta trattando. Ma vorrei andare con ordine innanzitutto e parliamo un attimo della scelta di questo nome, di questo premier, perché insomma è un governo che sta nascendo, alcuni dicono, dopo un doppio tradimento. Allora, possiamo dire, ci sono gli elettori della Lega o del Movimento 5 Stelle che non avevano previsto un accordo di governo con l'altra parte innanzitutto, quindi ci sarà chi si sarà lamentato sicuramente. L'altra parte invece della critica è che Giuseppe Conte non è stato votato e quindi ci ritroviamo dopo anni di polemiche ad avere un premier che non è stato eletto. Allora io inizierei innanzitutto da Luciano Sandomà, allora, per una valutazione sulla scelta Anch'io sono come voi, siamo in attesa dei nomi dei ministri, della lista dei ministri, e vediamo se poi ci sono indiscrezioni, ogni giorno i giornali pubblicano i nomi, chi è in ascesa, chi è stabile, chi potrebbe entrare e poi insomma c'è appunto la variabile di questo nome che nessuno in realtà conosceva, o ben pochi conoscevano, ma che è frutto appunto di una mediazione, di un'opera di un po'. Ma su questo fatto che non è stato votato dai cittadini, com'è per voi della Lega, che in fin dei conti per anni ci siamo... Chiaramente, ripeto, questo governo è frutto di ciò che è uscito dalle urne, del sistema elettorale, ma anche di quello che è stato un po' il voto degli italiani. E poi alla fine è un sistema, ripeto, elettorale che è più proporzionale rispetto al fatto che sia in piccola parte anche maggioritario, e quindi le forze che sono in Parlamento devono trovare una sintesi. Insomma, c'è fatto di necessità virtù, come si dice, Scopelliti. Virtù, e si sta ancora tentando di partire. Certo, non siamo ancora arrivati. Si è trovato la formula del contratto di governo, si sono messi giù tutti i punti, si sta cercando, diciamo, di trovare una quadratura del cerchio. Ci sono dei nodi molto importanti a mio giudizio, ma anche insomma da quello che si vede in giro. Uno dei nodi appunto è l'Europa, è il nostro atteggiamento nei confronti l'atteggiamento del nuovo governo nei confronti di quelle che sono le istituzioni monetarie, le istituzioni europee. Credo che c'è, come si diceva anche prima, una grossa occasione, un'occasione di cambiamento, effettivamente di rottura rispetto a quello che sono stati gli schemi del passato. Scopelliti. Sorridevo alla prima domanda che hai fatto, perché questo governo, se nascerà, come credo che comunque che nascerà, avrà una debolezza intrinseca, insomma, no? Che è quella di non essere stato votato dagli italiani, come dicono loro, come hanno detto per 5 anni, insomma, no? Hanno rimproverato a Renzi il fatto che non era parlamentare, che è stata fatta una coalizione, e adesso loro fanno una coalizione fra due partiti che si sono ferocemente attaccati anche nella campagna elettorale, insomma, no? Quindi
vista dal mio punto di vista è il miglior governo possibile, perché è un governo certo, da quello debole, che è uscito. è un governo debole. Se ci fosse stato tutto il centrodestra alleato dei 5 Stelle avrebbero fatto un governo di larghissima coalizione, certo. Che sarebbe stato difficile da scalzare, invece così non so quanto durerà. Malotto, prima allora, di fare dei ragionamenti approfonditi bisognerà aspettare la composizione ministeriale, ovviamente. Le sensazioni iniziali sono negative perché gli italiani hanno in maggioranza votato per un governo di centrodestra e Conte è stato voluto fortemente dai 5 Stelle e per sua stessa ammissione ha una sensibilità di sinistra. In tutto ciò non si capisce perché non sia stato dato un incarico esplorativo inizialmente al centrodestra. È vero che non sembravano esserci i numeri, però siamo in una repubblica parlamentare, si può andare a verificarlo in aula, e non si comprende perché la Lega non si sia battuta fortemente, come ha fatto anche Fratelli d'Italia, affinché questo fosse possibile. C'è stata una sorta di tradimento degli elettori in questo caso? Sì, secondo me sì, assolutamente. La sensazione è che la Lega, visti i risultati elettorali, abbia da subito pensato a un accordo con i 5 Stelle. Purtroppo. Musica per le mie orecchie. Fabio Maggio, ieri la delegazione di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha incontrato Giuseppe Conte, all'uscita non c'è stato nessun commento. Ma Forza Italia ha detto chiaramente starà all'opposizione di questo governo, quindi questo è un punto fermo. Sarà un'opposizione seria, dura. Naturalmente aspetteremo quelle che sono le prime misure che adotterà questo governo, però io credo che dobbiamo far memoria del fatto che chi ha vinto queste elezioni era una coalizione definita che vedeva partecipe tutto il centrodestra, ed oggi quella coalizione non c'è più, nel senso che il governo è formato da 2 partiti che di quella coalizione non erano parte. Lega era parte del centrodestra, il Movimento 5 Stelle era il nostro avversario. Credo che questo sia un dato di fatto. L'augurio agli amici della Lega di portare le istanze del programma del centrodestra in questo governo da parte nostra. Se ci sarà qualcosa che sarà coerente a quel programma, sicuramente Forza Italia lo valuterà. Certo è che il programma che questo governo si appresta a presentare alle Camere non è sicuramente coerente a quelle che sono le promesse che sono state fatte agli elettori, a partire dalle infrastrutture. Il blocco della TAV e delle infrastrutture fondamentali per il Veneto, che è stato prospettato da Di Maio, che non mi pare l'ultimo arrivato, ma è sarà uno dei principali azionisti di questo governo, credo metterà in seria difficoltà anche il Veneto, e mi auguro che i parlamentari veneti e chi oggi rappresenta la politica veneta si opponga fortemente a questo tipo di scelte. Questo è solo uno degli aspetti che io ritengo problematici per la nostra regione, perché sicuramente questo governo creerà dei grossi problemi al Veneto e ai veneti. Marchetto, allora, esponente del Movimento 5 Stelle in Veneto, come rispondiamo a Fabio Maggio, che vede questo rischio? Sulle infrastrutture dire fermiamo vuole anche dire fermiamoci un attimo per capire, perché noi sappiamo che le grandi opere sono anche un ricettacolo per la malavita, per le imprese, quindi tutto quello che gira attorno al mondo del cemento deve essere un attimo preso in considerazione, vagliato bene, perché appunto ci sono queste infiltrazioni criminali all'interno degli appalti, quindi a noi non sta bene appunto che lavorino certe imprese e certe che hanno diciamo sede su certi posti che è meglio neanche pensarci. E quindi io vorrei portare una nota positiva, perché io ero uno di quelli che dicevo guarda, per me andrebbe bene il governo monocolore Movimento 5 Stelle, perché abbiamo lottato 5 anni contro le forze che praticamente erano contro di noi. Alla fine però è nata una cosa nuova. Di solito dal giorno dopo delle elezioni si iniziava a parlare di poltrone e basta, i programmi venivano messi nel cassetto e rispolverati alla prossima campagna elettorale, e si parlava di spartimento dei ministeri, di sottosegretari. Questo è quello che usualmente si fa, e quello che certi personaggi che vivono di politica da
da anni e anni non riescono a togliersi dalla testa. Allora, nel momento in cui ci si mette a parlare di cose da fare, saltano tutti gli schemi. Quindi è una ventata di aria fresca che nasca un governo forte con la forza di 17 milioni di persone che hanno votato chiaramente per il cambiamento e che vogliono che da lunedì si inizi a mettere mano alla tassazione enorme ai dipendenti che dicono che dobbiamo essere in Europa, che guadagnano metà di un dipendente tedesco. Quindi ditemi dov'è l'Europa unita. Hai mercato che è stagnante, il consumo interno è stagnante. Abbiamo un sacco di cose da fare che purtroppo i partiti al governo agli scorsi governi non sono riusciti a farle. Non entro nel merito di perché magari scopriamo che hanno avuto delle pressioni da parte di certe lobby, di certi ambienti che non hanno permesso anche a chi era di buona volontà di fare queste riforme, e quindi sarebbe anche, tra virgolette, scusato in extremis, però in questo momento dobbiamo farle. Noi siamo stati etichettati come quelli del reddito di cittadinanza. Io lo ripeto e lo ripeterò sempre: il reddito di cittadinanza, anche Salvini, dopo che è stato spiegato come funzionerebbe nel momento in cui verrebbero rivisti e messi, diciamo, in sesto i centri per l'impiego, vuol dire che una persona che non ha lavoro e che non riesce a trovarlo, se il centro per l'impiego in 2 giorni gli fa 3 telefonate, guarda che ci sono 3 posti, uno da cameriere, uno nel turbino e uno da butta fuori, e li rifiuti tutti e 3, dopo non te lo danno più. Quindi questa è la nostra intenzione: far funzionare i centri per l'impiego e creare questa sorta di assicurazione sulla vita per quelle persone che perdono il lavoro a 50 anni, mandano 1000 curriculum e non le trovano non più. riescono a trovare. Quindi è un'assicurazione sulla vita, oltre a essere una manovra economica, perché dai 800 euro a un povero Cristo che deve essere onesto, quindi non deve fare il lavoretto in nero, ok? Quindi bisogna mettere in moto tutta una serie di controlli, non che diamo i soldi con... Certo. E questo cosa fa? Va a fare la spesa, paga l'affitto, quindi fa girare anche l'economia. Pensiamoci bene. Allora, siamo in vediamo. Italia, i benefici economici vengono amministrati come sappiamo, non serve che ce lo spieghiamo, no? Vengono amministrati come sono stati creati, da chi non si sa. Ermanno, è una ventata di novità? Non lo so. Sì, il tempo ci darà modo di capire. Certamente c'è necessità di un governo, certamente non credo ci fossero altre soluzioni in questo momento. Sarebbe stato scandaloso che anche se questo gruppo, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, sicuramente hanno avuto un maggior suffragio a livello di voti, però rischiavamo un impatto che ritengo fosse un po' scandaloso: andare a pescare gente che non è stata votata, che non ha nessuna appartenenza con questo gruppo e che evidentemente poteva creare soltanto un certo disagio. Allora, bisogna fare di necessità virtù. Una volta si diceva Francia o Spagna purché se magna. Non abbiamo tempo di poter stare a giocare, aspettare, vediamo se ce la devono fare. Ma ce la devono fare perché noi abbiamo dei bilanci di scadenza e l'Europa ci chiede cosa volete fare. L'altro aspetto è questa sudditanza dell'Italia nei confronti di paesi forti dell'Europa che sono Francia e Germania. E se, non dico che dobbiamo buttare per aria l'euro, perché per carità tutto si può fare, però le conseguenze poi, se non sono fatte come Dio comanda e avendo tutto il mondo finanziario contro, non so dove andremo a finire, ma comunque una certa, diciamo, personalità da esprimere nei confronti degli altri paesi ci vuole. C'è stato un periodo di sudditanza nei confronti della Merkel, nei confronti degli altri, della Francia, nei confronti dell'Inghilterra, che non sono giustificati. L'altro problema, giustamente il reddito di cittadinanza è una cosa meritevole, ma non è la soluzione. Per creare ricchezza ci vuole produzione, lavoro. ci vuole
lavoro, ma lavoro chi lo fa? Le imprese. Nel nostro immaginario culturale, purtroppo, le imprese sono sempre state demonizzate. Ormai è nella mentalità di tutti, anche di quelli più a destra, no? Perché c'è stata una demonizzazione dell'imprenditore. E invece bisogna che l'imprenditore si senta a casa sua, che non debba andare a aprire aziende fuori, o se le fa deve farle con scienza e coscienza, e soprattutto cerchiamo di alimentare le aziende italiane, perché rompere o interrompere questa tradizione, poi ci vorranno 100 anni per rimetterla in piedi, ammesso che abbiamo la possibilità di farlo, perché abbiamo una concorrenza nei paesi orientali, India e Cina, che è mostruosa. Parliamo di 3 miliardi di persone disposte a qualsiasi tipo di lavoro a tempo indeterminato, a qualsiasi orario. E noi naturalmente abbiamo raggiunto un livello economico che è giusto che abbiamo i nostri spazi, i nostri tempi lavorativi e tutto il resto, ma questo ha un costo, dall'altra parte questo costo non c'è. E allora anche questa apertura incondizionata delle frontiere, entri tutto purché si commerci, questo è negativo e va contro le aziende italiane a lungo termine, vengono sacrificate, salvo che le aziende italiane, come stanno facendo, portino le loro attività in un altro paese, tipo India, tipo Pakistan, tipo Cina, eccetera, o in Austria. E quindi la politica in questo non deve fare, deve gestire questo fenomeno, e quindi se è necessario bloccare alla frontiera l'arrivo di merci a prezzi che sono mostruosamente bassi, in concorrenza sleale, perché da lì ci sono persone che vengono sacrificate per produrre a prezzo zero. Quindi lei è favorevole a mettere i dazi? No, le cose si fanno con regolarità, con scienza e coscienza, sì, anche se è necessario, tutelare il prodotto italiano. No, non c'è dubbio. Ma certo. Cosa, scusi, posso interloquire? Prego. Allora, noi siamo un paese, il secondo paese manifatturiero d'Europa, sì. Un paese che ha una fortissima esportazione. Lei si rende conto che mettere dei dazi significherebbe bloccare le nostre esportazioni? Perché poi questo è per le questioni di reciprocità, se li mettiamo noi, li mette anche l'America, li mette anche la Germania, li mette anche la Cina. A livello filosofico sta in piedi il discorso. Noi esportiamo 60 miliardi di euro all'anno, più di quello che importiamo. Noi abbiamo tutto l'interesse a che continui, anzi che diventi ancora più grande il mercato libero, perché la nostra forza è proprio quella, è proprio il nord-est poi oltretutto, che è la regione di punta sulle esportazioni. Cioè mettere i dazi, ritornare indietro come vuole fare Trump è una follia, è assolutamente una follia. Diverso è il discorso sulle persone, sul fatto che non possiamo accogliere tutti, perché poi ormai anche l'uomo è diventato una merce, anche il lavoratore sta diventando una merce. Non è sempre stato. Ecco. Il discorso si fa molto più complicato, insomma, ma sulla questione delle merci mi dispiace, ma io sono in totale disaccordo con lei. Allora, a livello filosofico possiamo anche arrivare a questo. A livello numerico, no? Perché se la stessa produzione, lo stesso prodotto viene fatto in Cina a 100 volte un prezzo più basso, 100 volte rispetto a quello prodotto in Italia, questo senza giochino dell'esportazione prima o dopo finisce. Magari senza regole. Sì, senza regole, certo. Se in Cina, mi consenta, se in Cina mettono i sindacati e fanno fare 8 ore al giorno e fanno il sabato e la domenica a casa, io sono il primo che apro tutte le frontiere, ma se uno deve lavorare 13 ore al giorno in Cina per produrre qualche cosa, per poter poi alimentare una importazione a prezzi stracciati,
No, professore, scusi, Sì. il prosecco non si può fare in Cina. Come no? Il prosecco si fa No, no, non si può mi fare. scusi, no, io porto tutta la pazienza che vuoi. Allora, mi scusi, sì, ma mi allora, scusi, noi abbiamo allora, la Ferrari, si può fare solo a Maranello. No, non è fatto vero. Allora, se lei non lo sa, in fianco alla Ferrari, non so se c'è ancora, c'era un'altra azienda che faceva la Ferrari. No. Mi scusi, le posso dire, ho documentato. Faceva la Ferrari uguale, identica, con lo stesso colore, e ci metteva il marchio e la vendeva sotto prezzo. E allora quindi la Ferrari si può fare dove si vuole. Quelli che comprano la Ferrari abbia non pazienza, comprano la cerchiamo Ferrari mi scusi, cerchiamo di capire il fenomeno. Allora, se noi importiamo a prezzi bassissimi, a lungo le nostre aziende non possono sopravvivere, allora va regolamentato. Se è necessario si mettono anche i dazi per talune aziende, per talune nazioni, cosa che era già successo. Lei forse non rammenta che nei confronti del Giappone l'importazione di televisori c'era un'IVA al 35%, mentre se lo stesso televisore veniva dall'India o dalla Corea, lo stesso modello, con marchio diverso, non era sottoposto a queste cose. Perché? Perché il Giappone giocava a ribasso. Come faceva a giocare a ribasso? Fa la stessa cosa che fa la Cina in questo momento. Abbatteva il valore dello yen regolarmente in maniera tale che l'esportazione fosse vantaggiosa nei confronti del Giappone, e ci ha fatto un sistema che è durato 70 anni. La Cina sta facendo con il renminbi e con lo yuan, sta facendo la stessa cosa, gioca sulla svalutazione della propria moneta, perché quello che è importante è esportare il prodotto e importare denaro, valuta pesante, al punto tale che tutte le banche americane messe insieme non fanno quanto la prima banca cinese. E stiamo di fronte a un fenomeno, noi ci consideriamo ancora un paese industriale, tra poco avremo finito. Perché in questa maniera, se non differiamo, se non aumentiamo la nostra capacità produttiva e soprattutto qualificata, non abbiamo un futuro. Il prosecco, quando lo faranno in Cina, ce lo porteranno qui, e se è buono lei lo compra perché costerà 10 volte meno. Vuole un esempio? Sa quanto costa questa cravatta? Vuoi sapere quanto costa questa cravatta? No, non lo so. 20 centesimi. Ma a me piacciono no, quelli mi di scusi, Marinella. Se lei va in centro, no, attenzione, quello che me l'ha venduta è un cinese italiano che ha voluto guadagnarci. Lei faccia conto quanto costa in realtà. No, se lei va in centro la paga 70 euro. Ma no. il fatto è che non ha senso continuare a fare le mutande in Italia, mentre invece ci dobbiamo specializzare. Allora, no, mi scusi, io ho dei giovani che vanno all'estero perché non trovano lavoro in Italia, e non capisco perché un italiano non ha il diritto di stare in Italia, perché è italiano, è nato ius solis, è nato in Italia e deve lavorare in Italia e deve trovare le proprie risorse in Italia. Non faccia dei luoghi comuni che non stanno in piedi. Alla fine del mese la gente ha bisogno di pagare l'affitto e di vivere. Beh, sentiamo su questo argomento allora qual è l'opinione anche degli altri. Fabio Maggio. Io credo che l'argomento toccato dal professore sia centrale, cioè le imprese oggi sono, e lo abbiamo detto tante volte qui, il cuore che deve essere riattivato di questo paese. Purtroppo nel programma di governo noi come Forza Italia abbiamo solo visto penalizzazione delle imprese e pregiudizi nei confronti delle imprese a partire dalla giustizia. Certo è che un altro punto che non è toccato è quello dei giovani. Oggi l'Italia ha il tasso di emigrazione giovanile più alto in Europa. Io stesso, che ho 29 anni, ho passato 2 anni della mia vita all'estero e sono tornato perché ho grande passione per questo paese, ma se avessi dovuto guardare allo stipendio medio che prendo in Italia e a quello che prendevo in Olanda piuttosto che in Inghilterra non sarei mai tornato. Oggi questo governo non ha nessuna misura per chi della mia generazione torna in Italia. Sandona, rispondiamo anche a quello che dice. Io sono d'accordo con quello che dice il professor Casen, perché chiaramente ha fatto un esempio di nostri competitor sul fronte di certe determinate produzioni che sono a costi irrisori rispetto ai nostri. In ogni caso anche questo
significa far politica, l'ha dimostrato Trump, cioè Trump è l'unico credo politico in questo momento in circolazione che sta facendo esattamente quello che ha detto in campagna elettorale, cioè non è che ha cambiato di una riga, sta andando avanti. Adesso noi sappiamo che viene demolito, io non sono un trampiano per carità, sappiamo che viene comunque, però mi fa simpatia perché viene costantemente demolito dalla stampa, i mass media e in generale da tutto un sistema, diciamo, di un certo tipo. Invece alcune delle cose che sta facendo e sta mettendo in atto sono comunque delle politiche di rottura nei confronti di un certo modo diciamo anche mondialista di concepire l'economia, di concepire la società, di concepire la famiglia. Cioè, vediamo cosa sta facendo Putin, anche lui demonizzato alla grande, eccetera. Parlo per conoscenza diretta. Putin ha un tasso di popolarità fra il popolo russo, che non sono proprio tutti tutti inquadrati, e anche loro leggono i giornali, si informano, insomma, che è superiore al 75%. Lui fa semplicemente le cose che piacciono e vanno bene per il popolo russo. Lui per esempio è un grandissimo patriota, cioè difende il proprio paese. Ecco, è quello che vorremmo cominciare a fare anche noi. Cioè, certo, ha una politica la famiglia che è diversa da quella politica che viene utilizzata nell'Europa occidentale, ma non è per esempio contro i gay come si dice costantemente qui da noi. Non è vero questa cosa. Certo, lui per esempio esprime dei forti dubbi in una famiglia che non è la famiglia quella di tipo tradizionale, che in Italia è regolata ancora dal codice civile, cioè non dimentichiamoci, il matrimonio è fra uomo e donna regolato dal codice civile. Quindi secondo me anche questo è un modo per cominciare anche a rompere certi determinati schemi che sono... Altrimenti, scusate, volevo solo finire il ragionamento. Quello che dice Salvini è molto semplice. Lui dice: io non vado dietro allo schema che mi è stato disegnato dal capo dello Stato e che sarebbe quello di un ulteriore governo tecnico che poi trova i numeri virgolette provvisori in Parlamento che dopo diventano numeri per 5 anni, con l'appoggio anche di forze politiche che sono state a noi alleate, anche Forza Italia. Una parte di Forza Italia purtroppo ha appoggiato il governo Renzi e prima ancora il governo Monti, eccetera, eccetera. Quindi lui vuole rompere questo schema, vediamo cosa viene fuori da questo. Può darsi che venga fuori anche la ripresa del Partito Democratico e della sinistra per diciamo di contro, no? Però io credo che questo è un tentativo coraggioso, è una cosa che... Sull'Europa abbiamo visto che c'è molta prudenza da parte del premio incaricato, perché vediamo le notizie come spingono la borsa e lo spread in questo momento, però ci sono degli altri segnali, per esempio anche sulle opere pubbliche, se mi permetto. Le opere pubbliche non è che si possono fermare così in maniera frontale, questo è il parere nostro, ma per esempio anche ieri c'è stato l'incontro con i rappresentanti dei risparmiatori che sono stati, diciamo, che sono una parte importante soprattutto della società veneta, e Conte ha dato un messaggio a mio parere molto importante, perché ha fatto un'apertura importante nei confronti di questi rappresentanti di persone che si sono sentite abbandonati da tutti. Ecco, questo, sono ormai anni che lottano per recuperare, cercare di recuperare. Dopo vediamo la squadra di governo, si parla anche, volevo dire anche questo, si parla anche di qualche ministro veneto, diciamo, all'interno del nuovo governo, o anche di 5 Stelle. C'è qualche nome? Che... Io vedo quello che c'è scritto sui giornali. Oggi c'era scritto della mia collega
cioè della Manuela Lazzari, che è, diciamo, l'assessore al sociale, alla famiglia della Regione Veneto, ma anche qualcuno di 5 Stelle, non so, dico Fracaro, cioè vive a Trento ma è veneto benissimo di Iese Pio X, lo stesso Fontana di cui si parla, Bitonci, sono veneti, speriamo e quindi che potrebbero essere in odore di ministero. Federico Vallotto, allora abbiamo toccato tanti temi. Innanzitutto sottoscrivo le parole del professore, il prodotto italiano va assolutamente tutelato. Se ci sono paesi dove il costo del lavoro è ridicolo e vengono regolarmente calpestati anche i diritti dei lavoratori, i prodotti che arrivano da questi paesi devono essere in qualche modo penalizzati, a mio avviso. E sul contratto di governo è un programmone di 40 pagine che richiede 100 miliardi di euro, indicativamente si parla, per attuarlo, ci vorranno 20 anni forse, non basta una legislatura. Non mi sembra che questi temi vengano trattati in modo concreto. Si è parlato prima del reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza, secondo me, è culturalmente sbagliato, perché ho capito, in Italia ci sono gli ammortizzatori sociali, dare dei soldi a una persona che non lavora è culturalmente sbagliato, non è corretto, anche quando abbiamo delle persone che magari lavorano 12 ore al giorno per prendere quei 800 euro al mese, per cui anche meno. Per sfortuna si trova, se un imprenditore per sfortuna si trova a zero, per colpa della crisi, delle banche, dello Stato che non gli paga i crediti, eccetera. Cosa deve fare? Sai che se va a chiedere il sussidio, quello dei servizi sociali, va a casa dell'imprenditore, cominciamo a pagare le imprese, per esempio, magari comprata 7-8 anni fa, il plasma grande, e loro ti dicono: te non ti diamo il sussidio, difatti un imprenditore ogni 2 giorni si suicida, cosa fate per questi? Cominciamo a pagare le imprese regolarmente a 60 giorni e non a 360. Voi dovete passare dal mondo del dire al mondo del fare, perché voi non prendete in giro le persone, ma cosa? Guarda, le avete prese in giro in campagna elettorale, voi le avete prese in giro da 30 anni a questa parte, perché anche le imprese bla bla bla, però l'unica cosa che avete fatto è stata quella di incentivare il depauperamento del Veneto con la legge Tremonti, perché tutti dovevano detassare gli investimenti facendo capannoni anche se non servivano, per fare fotovoltaici anche se non servivano, e adesso gli incentivi presi dai vostri amici li paghiamo noi con l'aumento in bolletta. E poi quando la Barilla, l'Italia, la Plasma, la Parma, l'Algida, l'Edison, l'aceto balsamico di Modena l'ha comprato la Twinings, i baci Perugina, la Buitoni, la Gancia, la Carapelli, un imprenditore, il vostro padrone, cosa ha fatto per far sì che queste ditte restano in mano italiana? E allora i nostri che sono morti sul Piave il 24 maggio, quelli si battevano per 1 metro di terra, il vostro padrone non si è battuto niente per nessuna fabbrica italiana. Ma quale padrone? Berlusconi, ma se volete fermare le Eridania, che sono fondamentali Bertolli, l'Orzo Bimbo, Ital Pizza, Galbani, Sasso, è per questo che non potevamo fare il governo con voi. No, è per questo che non potevamo fare il governo con voi. Adesso te spingi sulle infrastrutture e sulle opere pubbliche, perché secondo me ancora dalla legge Tremonti c'è la lobby del cemento sotto di voi. Gli imprenditori voi li volete mettere in galera, noi in galera dove? Ma dove in galera? Vogliamo togliere il redditometro, vogliamo togliere gli studi di settore, vogliamo togliere miracoli. Vai in Germania, vai al ristorante, ti fanno uno scontrino su un pezzo di carta di formaggio, e qua avete blaterato, invece c'è la finanza che uno deve stare attento anche se non fa scontrino per una caramella. Cosa avete risolto? Niente, almeno siate onesti, non abbiamo risolto nulla. Guarda che al governo siete voi adesso. Appunto, ma la situazione, dopo venite a dire non siete in grado di 50 miliardi eccetera eccetera. Io ho detto aspettiamo di vedere, io ho detto aspettiamo di vedere. Guarda che mi è sembrato che stasera, oggi, il rappresentante del 5 Stelle ha detto chiaramente siamo contro l'impresa, cioè ha parlato contro l'impresa, togliere del mondo dell'edilizia e dei mafiosi. Cosa? Il Veneto ha una straordinaria tradizione di edilizia. Ha insultato migliaia di persone che oggi lavorano grazie all'edilizia. Vatti a rivedere la registrazione. E io sono anche un attimo, una volta, dai. Guarda che sono architetto. Guarda che sono architetto, per piacere, ci sono impresari che disputano sangue, hanno attraversato la crisi e tu gli hai dato
li vedo sì che fanno fatica a assumere personale perché costano troppo. Scoppelliti allora, dai. Sì, no, vorrei pacatamente dire, scusate se torno... Sì, ma pacatamente, 17 milioni di abitanti in Italia, non è che sono tanto pacati, Ma scusa, io... Marchetto, un attimo solo, sentiamo cosa dice Scoppelliti. Hai perfettamente ragione, sai. E i giovani prenotano Ryanair tutti i secondi per andare a Londra. Io penso che Lega e 5 Stelle abbiano i numeri per governare. Va bene? Lo vedremo la prima volta che il Presidente del Consiglio incaricato chiederà la fiducia. Avete solo 6 voti di vantaggio in Senato, ne avete una ventina alla Camera, ma è pur sempre una maggioranza, no? Quindi, e io ti dico di più, penso che voi legittimamente governerete, no? se portate in porto questa cosa. Allora, detto questo, vorrei che la stessa legittimazione la riconosceste quando governavamo noi, ma vabbè, ma questo non è un problema, insomma. Detto questo, torno sul discorso. Le proposte quando erano buone le abbiamo votate? Sì, va bene, non tutte, oddio, all'ultimo momento vi tiravate indietro, ma comunque vabbè, no, non rimanghiamo il passato, pensiamo al futuro. Torniamo al discorso delle partite correnti e dei movimenti delle merci nel mondo. Vorrei che i telespettatori capissero che il nostro Paese produce e vende all'estero beni e servizi per 60 miliardi più di quanti ne importa. Allora vorrei che almeno i telespettatori capissero che se cominciamo a farci la guerra fra le nazioni, chi ci perde è chi in questo momento è avvantaggiato sul mercato, e noi siamo quelli che sono avvantaggiati sul mercato. Dopo la Cina e l'India, noi e la Germania prendiamo i maggiori vantaggi dalla liberalizzazione delle merci. Anche se però sull'economia però non è che si vede a livello europeo non no? uniformiamo il fisco, a noi saremo sempre svantaggiati anche nei confronti della Germania. Ma Giorgio, hai perfettamente ragione. Quindi le differenze ci sono anche all'interno dell'Europa. Ma sì, ma non c'è dubbio. La Germania è ancora più avvantaggiata di noi perché è ancora più manifatturiera di noi. Ma attenti a mettere questi paletti, perché i paletti, i primi a essere colpiti dai paletti saremo noi. Ecco. Io per esempio, per dirla, sono contro le sanzioni contro la Russia. No? Ecco. In antitesi anche con le posizioni del mio partito. Io dico, la Russia è un grandissimo paese europeo, aggiungo io, noi avremmo tutto l'interesse a tirarcelo dentro l'Unione Europea e faremo... non diventare troppo berlusconiano. Eccolo qua, io volevo arrivare. Io cerco di essere pratico. L'ultimo presidente eletto. Non possiamo metterci contro l'America, ma non possiamo metterci neanche contro la Russia che ci vende il gas. Scoppelliti, visto che c'è questa affinità, in questi giorni si parla anche sembra l'intenzione di Renzi di fare un partito nuovo, addirittura con Forza Italia. Smentisco. Io ho sempre detto in tutte le trasmissioni in cui sono invitato che per me Berlusconi non è il male assoluto, ma da qui a farci un partito insieme, insomma, c'è molta strada da un matrimonio che non sa da fare. Non è un matrimonio che si può fare. Dopo il Nazareno invece per fantascienza c'è stato un periodo di responsabilità da parte di Forza Italia in un momento nel quale l'Italia era assolutamente in una situazione drammatica. Oggi c'è stata qualcosa di simile probabilmente da parte di Lega e 5 Stelle, che hanno variato quelle che erano le loro promesse elettorali. Vedremo. Auguri. Cosa succede o cosa è già successo all'interno del centrodestra? Non si dice Fabio Maggio, Sandonà e poi anche Valò. Voglio avere una vostra opinione. Io credo che a livello nazionale oggi ci sia, sia stata certificata dalla scelta di Salvini, che era il leader del centrodestra, riconosciuto da parte di Berlusconi e della Meloni, la scelta di andare con i 5 Stelle e quindi di rompere quello che era l'accordo inizialmente stabilito a livello nazionale. Certo, oggi governiamo in alcune regioni in maniera ineccepibile con leader come il Presidente Zaia che stanno svolgendo un ottimo lavoro programmatico
sulla base di un programma che deve essere rispettato, Forza Italia vigilerà su quel programma e sicuramente vigilerà sul rispetto del governo nazionale nei confronti dei veneti, come credo farà anche il Presidente Zaia. Sandona, cos'è cambiato nel centrodestra? Ma C'è ancora? non vedo grossi, cioè è una situazione, ci sono stati vari tentativi, diciamo, dopo il voto del 5 marzo, ci sono state dei tentativi, delle formule, si doveva cercare di far partire un qualcosa e nella miglior forma possibile. Il voto del 5 marzo però ha espresso effettivamente un desiderio di cambiamento da parte degli elettori, e poi il Parlamento che ne è uscito, come ho detto prima, è un Parlamento che è fortemente, chiamiamolo così, variegato. Ecco, in questo momento io vedo ancora un momento di passaggio, un momento in cui delle cose si sta svolgendo, diciamo, degli avvenimenti, vedremo, magari ci troviamo fra una settimana e le cose saranno magari diverse. Magari per quel che riguarda il governo e torniamo tutti insieme. Per quel che riguarda invece le giunte di centrodestra sulle regioni e anche negli enti locali, non vedo grossi problemi, portiamo avanti quelle che sono anche un po' i nostri ideali, le nostre battaglie, tantomeno ci sono problemi in Veneto, insomma. Certo, Vallotto. Credo sia ancora presto per fare una valutazione completa. Sta di fatto che per ora la delusione è grande, c'era una coalizione di centrodestra che è consunita e poi qualcuno ha deciso di abbandonare, diciamo, questa rotta. Da parte nostra possiamo dire che Fratelli d'Italia è l'unico che, insomma, si sta comportando in modo coerente con quello che ha sempre detto. Noi eravamo a destra e rimaniamo lì, se poi nessuno vuole seguirci, cioè, siamo noi che dobbiamo seguire perché siamo i più piccoli, diciamolo anche per c'è chi dice che il il governo che sta nascendo è un governo di estrema destra addirittura. No? Assolutamente no. Cosa dice Marchetto? Secondo me gli schemi destra e sinistra sono totalmente saltati, perché non si è parlato molto di popolo invece, no? L'avvocato degli italiani, l'avvocato del popolo, anche Di Maio Ma io credo che con il grosso risultato che abbiamo avuto il nostro dovere è stato anche quello di mettere i partiti di fronte ai loro programmi. Cioè, io non vedo l'ora, ad esempio, di avere come ministro Salvini, che finalmente sistema il problema della criminalità, dell'immigrazione. Cioè, non vedo l'ora. Io da Veneto non vedo l'ora. Quindi facciamo queste cose, perché si sentono, si risentono e non hanno mai messo mano su queste cose. A questo punto dobbiamo mettere i partiti di fronte ai loro programmi, di fronte a quello che hanno scritto. Adesso è arrivato il momento di fare. Se poi non faranno, dovranno dire perché, cosa c'è stato messo di traverso, e lì gli italiani si faranno una ragione. Non dovranno, dovrete, perché stiamo parlando di una è d'accordo. Posso intervenire un minuto per dire questo, no? Io sono talmente convinto che debbano governare che li aspetto proprio alla prova dei fatti, e per spiegarlo vi faccio il caso della famiglia Scopelliti. Allora, la famiglia Scopelliti, se verrà approvata la flat tax, avrà un vantaggio di fra gli 8 e i 9 mila euro di tasse. Ho fatto i conti, certosini. Secondo, se mi abolite la Fornero e mi mettete quota 100, io vado in pensione il 1° gennaio del 2022 anziché il 1° dicembre del 2027. Però, quindi mi dai un posto. Aspetta. Terzo, ho un figlio che fa il dottorato di ricerca a Bristol e che quindi non guadagna, non ha la borsa di studio e quindi probabilmente rientra nel reddito di cittadinanza. Ditemi dove devo firmare e allora firmo subito. Vedi che andremo in meglio. Capisci? Però questo è un esempio concreto di quello che paradosso, Tullio, il paradosso è che io ne avrei un guadagno incredibile,
Ecco, ma siccome io voglio essere Qui non ci crede. ma siccome io voglio essere ricco e felice solo se lo sono anche gli altri, ho paura che questa cosa non funzioni, se funziona solo per me. Però se togliamo qualche zavorra. Voglio fare solo una Prego, stiamo Fabio Maggio. La generazione dei trentenni è stata sacrificata sull'altare del debito pubblico negli ultimi 30 anni, 40 anni. Chi ha la mia età probabilmente non vedrà mai la pensione perché grava sulle sue spalle gravano decine di migliaia di euro di debiti. Spero davvero che questo governo non sia l'ennesimo che produce debito pubblico e condanna ulteriori generazioni per rispettare delle promesse irrealizzabili. Ma abbiamo sentito un esempio di chi da questa, se venissero introdotte tutte le promesse elettorali, in questo caso... Ma io credo che l'unica strada oggi percorribile è che Forza Italia aspetti, e così il PD aspetti l'inciampo del governo. Se il governo inciampa si possono rimettere in lista e partire di nuovo. Se si va alle elezioni, com'è? Il guaio è che inciampa l'Italia se inciampa questo governo. Sì, ma non mi pare che la maggior parte dei partiti fino adesso, e sono vecchio per ricordarmelo, dell'Italia non ne fregava niente e della gente tanto meno, perché sennò non saremmo in queste condizioni. E se l'Italia è diventata ricca è diventata perché c'era gente che lavorava, inventava aziende e riusciva a produrre da un vino che non valeva, da un'uva che non vale niente, hanno inventato il Prosecco, perché è un vino che è un'invenzione. Questo è l'esempio degli italiani. Io dicevo sempre, lo ripeto, la riviera del Brenta, no? C'erano gli operai che andavano a lavorare in fabbrica, ma la mattina si alzavano prima dell'alba, andavano a arare la terra, poi si mettevano la tuta, andavano a fare le scarpe, poi tornavano a casa, facevano un figlio e via di seguito. E la moglie stava a casa perché poi si lavorava anche a casa, montavano le ruote delle biciclette, facevano un sacco di cose. Questa è stata la crescita. Oggi abbiamo purtroppo una situazione che non è più questa. I giovani non sono stati educati, non hanno nessuna colpa. Se un giovane cresce male è sempre la colpa di chi l'ha allevato, di chi l'ha istruito. Abbiamo una scuola che non insegna, non è moderna, è una scuola vecchia. Non tiene in considerazione tutti i fenomeni dell'evoluzione, delle tecnologie e tutto il resto. Ma perché è vecchia? Perché non ci sono più corsi di aggiornamento per gli insegnanti. Allora io direi 5 Stelle, Lega, finanziate corsi di aggiornamento, perché i professori hanno bisogno di avere la propria dignità, non continuare a ripetere per 40 anni le stesse notizie, perché ormai la stessa cultura, perché la cultura cambia e non possiamo solo attaccarci alla cultura di Raffaello, di Michelangelo. Va bene perché la vendiamo a prezzo anche abbastanza stracciato, ma dobbiamo avere una cultura tecnologica. Abbiamo visto dall'America giovani di 17 anni che hanno inventato sistemi miliardari. E qui abbiamo i giovani invece d'Italia che emigrano. No, diamo il senso di responsabilità e di appartenenza. Sono italiani, io rimango qua e cambio l'Italia. Questo, se è di destra mi va bene, se è di sinistra mi va bene lo stesso, perché ricordiamoci che le ideologie, e ho l'età per ricordarmelo, hanno distrutto l'Italia e hanno distrutto l'Europa. Le mettiamo via perché non è più quell'epoca. Nel momento in cui il mondo si industrializzava c'erano 2 correnti, quella di sinistra che diceva distribuiamo le ricchezze a tutti perché nazionalizziamo tutto, lo Stato è il capo di tutto, no? Quindi il potere va alla classe operaia. C'era l'altra corrente invece liberista che diceva no, ridistribuiamo le ricchezze, anzi se pago di più al mio operaio, questo era il fordismo,
il mio operaio mi compra la T, il famoso modello che usava nonna Papera, no? Per viaggiare. E questa era l'altra idea. Quale dei due ha vinto? Ha vinto una via di mezzo, è cresciuta la classe operaia, ci siamo civilizzati. Guardate che io ricordo le fabbriche di 50 anni fa, era un orrore, ma non c'era soluzione perché stava nascendo un'economia diversa, poi c'è stato il boom economico. E il boom economico ha creato una ripresa e su questa ripresa si è creata un'economia più forte e poi è venuta un'altra crisi e poi è ripreso. Da questa crisi, come diceva Einstein, dalla crisi è una risorsa la crisi, se sai affrontarla nella maniera giusta, è un'occasione. Questa occasione adesso ce l'avete in mano voi, 5 Stelle e Lega, andate d'accordo, lasciate stare tutte le ideologie che non servono a niente. La gente ha bisogno, vi ha dato la fiducia, usatela e se è possibile anche gli altri partiti mettano da parte, facciamo un'unità nazionale, mettano da parte tutte le loro, diciamo così, ostacoli mentali, si mettano nella direzione di portare l'Italia ad essere competitiva. È quello che è successo durante l'ultima guerra. La resistenza che cos'era? Tutti i partiti che erano dentro lo stesso contenitore purché sta cosa andasse in una certa maniera. Quando è finita la guerra si sono sparpagliati tutto e ognuno è andato per conto suo perché non c'era più la necessità di questa unità. In questo momento c'è un'emergenza, tutti insieme si va fuori, dopodiché si prende a botte di nuovo, ma questo non è il momento di picchiarsi. Ecco, questa è un'opinione. Certo, allora siamo in chiusura, però volevo un'ultima veloce opinione da parte vostra. Allora inizierei da Vallotto. Giorgia Meloni ha detto... Giorgia Meloni è stata molto chiara, ha detto che non ci sarà la fiducia a questo governo e si valuterà chiaramente caso per caso. Un po' come ha detto il professore appunto che ci vuole un po' di unità, si valuterà caso per caso quegli emendamenti e quelle iniziative che saranno in linea col programma di centrodestra, assolutamente, quindi bene la flat tax, un po' meno bene il reddito di cittadinanza e grandi opere, fondamentalmente bene anche l'immigrazione, bisognerà capire quali saranno le priorità di Conte a questo punto. Certo. Assolutamente. Marchetto, a lei chiedo, c'è il rischio di avere un premier telecomandato? No, assolutamente no, assolutamente no. Il popolo deve telecomandare il governo. Per quello dico agli italiani: state sintonizzati sul cambiamento, dovete rendervi cittadini attivi, non abbassare più la testa di fronte ai soprusi, però dovete spingere e soffiare sul vento del cambiamento, solo così ne usciremo. Sandonà. Ma credo che questo sia appunto un governo che sta tentando di rompere, diciamo, gli schemi del passato, quindi c'è simpatia da parte della gente, fra l'altro in giro io parlo, noi abbiamo fatto il gazebo in piazza, no? Certo, per abbiamo riscontrato un successo incredibile, cioè io sinceramente non mi aspettavo che si avvicinasse tanta gente, c'è qualche punto di scetticismo chiaramente da parte di chi ha votato Lega ma anche da parte di chi ha votato altri partiti, però tutti quanti sentono il bisogno di fare il governo e di dare delle risposte. Aggiungo solo che in questa fase post voto la Lega e Salvini in particolare ha giocato un ruolo da protagonista e si è visto anche diciamo come si è mosso, ci siamo mossi, certo che ha portato su anche i nostri consensi anche a livello di sondaggi. Noi avremo tutto l'interesse ad andare a votare velocemente, però credo che questo sarebbe un tradimento se non si fa qualche serio tentativo prima, insomma. Si parla del 20 luglio del voto, francamente non è una cosa, insomma, inverosimile. Certo, Scopelliti. Sì, no, vorrei dire che io non riesco in tutta sincerità a sperare che questo paese vada allo scatafascio e che quindi, insomma, in conseguenza di scelte incredibili del governo, insomma. Quindi voglio essere ottimista e spero che
che loro in fin dei conti facciano il bene del paese, insomma, no? Sono stati chiamati a governare, spero che governino bene, mi auguro in tutta sincerità. Secondo lei l'atteggiamento cittadino. e la posizione del Partito Democratico dovrebbe essere diversa, essere più propositivo e meno... No, ma io penso che, guardi, chi sta all'opposizione non deve fare sconti a chi governa, perché noi ovviamente abbiamo un'altra idea della conduzione di questo paese, se però ci portano lo ius soli in Parlamento glielo votiamo, voglio dire, no? Cioè, per dire, ma vorrei aggiungere solo una parola, per dire che spero che il governo guardi con occhi nuovi al lavoro soprattutto, perché secondo me le vecchie ricette sul lavoro non hanno funzionato e quindi probabilmente loro con la loro novità potrebbero fare qualcosa di straordinario. Fabio Maggio? Il punto è che Forza Italia rimarrà all'opposizione di questo governo, tutelando quello che è l'originario programma di centrodestra e soprattutto quello che è il mondo delle imprese che produce e che non deve essere penalizzato attraverso delle misure che sono state annunciate da questo governo. Bene, ci fermiamo qua. Grazie a Federico Valotto, grazie a Giorgio Marchetto, grazie a Luciano Sandonà, grazie a Francesco Scopelliti e grazie a Fabio Maggio di essere stati con noi, grazie Ermanno. La prossima volta parliamo della legge, dei 40 anni della legge Basaglia. Quindi parleremo... La legge Basaglia, ricordiamo che è la legge che chiude tutti i manicomi e chiude una patologia che era molto diffusa, che improvvisamente scompare, e allora ci si domanda se era una questione scientifica, il matto esisteva veramente, o era invece una tradizione che portava la gente in un luogo recluso perché magari a casa poteva disturbare o perché l'etica e la morale di quell'epoca impediva una libertà che oggi invece godiamo. E quindi c'era una maggiore criminalizzazione delle persone che magari anche potevano essere un po' disabili diciamo a livello psichico, però sicuramente non erano pericolose, ma c'erano dei luoghi di costrizione e luoghi di costrizione terribili. Io ho avuto modo di vedere ancora in funzione il manicomio di Padova e vi garantisco che non era una cosa piacevole da vedersi. Sono stati eliminati e non è successo niente, quindi Basaglia aveva capito dove cominciava la patologia del popolo italiano, che considerava i matti come una malattia credibile, e dove invece cominciava la vera pazzia, che c'è, ma deve essere trattata in maniera diversa. Domani, venerdì prossimo, ne parliamo e poi parleremo delle ricorrenze di Pio XI, personaggio fantastico perché portò l'Italia in una certa direzione, nonostante fosse Papa, amico di Mussolini e estremo nemico poi alla fine, e parleremo anche della fine di questo Papa molto misteriosa e di un'enciclica scomparsa. Scrisse un'enciclica, ma al momento in cui ne stamparono 1000 copie sparì il Papa, ma anche l'enciclica. Ne parliamo la prossima volta. Bene, ci fermiamo qui, grazie a tutti, buonanotte ai telespettatori che ci hanno seguito. TV7 Match torna venerdì prossimo alle 21. Buonanotte ancora, arrivederci.